a dir la va, io so, ma stasera per il momento non sei che mi insegnare a stare in piedi. A soldare fino al bastone. Sono da dentro, non era un filo di vento, neanche morire. Veio fuori, neanche forse in piedi al vento, no? Ma era roba impressionante, mai vista, quello del prima mi pare che ha fatto cepare un po' di sonno, vedo un po' di sonno. Oh, Gonzalo, sveglia! Mi raccomando, far play. Chi non ha capito, mi raccomando, creanza, con tanta creanza e anche con molta semplicità. Ci vedremo dopo perché adesso nuovo a dormire. Buonasera a tutti signori, benvenuti a tutte signore, dal menestrello canta storie, servo vostro manca poco. Coi megatito te gana cantare, fa la canzone aveva sai lei dezzare, che questi queste la lega comare, te canzone venievan cadere. Non sta a scumissiare, di politica non sta a cantare, un'altra storia legale a inventare, altrimenti non te canti più. Che cosa ha avuto che canto sto anno, che portava capo del mai anno, a sti paesi che sta su una mano, del Palermo, Marlengo e Ponzano. Poi l'uomo una idea, Capipea del banco a mortare a questa canzone e grandanicea per racconto di un nuovo sport. Sto sport se gioca di sabato buon'ora, col sole a piove il carico lavora, non c'è al stadio ma là poco fuori, e il torneo de box al CERD. Adesso al CERD qua nuova gestione, non volano le sconto, senza essere non te sfoghi il furgone, ma pide qualcuno garotto e con no. E il problema è che in tanti qua quasi deve i baruffanti, finché tra tutti i presenti chi sega impegno delle ignare. Il gatto mi sorriva prima, che altro tasi sto qua da mattina, te tiro e poi come una gaida, areo una pezzacchi da me. I segatito parole da ciò, i segatato e cassè sul muso, mancava poco che servisse un buso, al cimitero par uno dei doni. Tempi partera da tutti i cartoni, manze di sangue sui scatoloni, tutto par venerdì vesti campioni, e se scoasse voleva scolare. Ricordeve qual sia lezione de sta mancanza d'educazione, anche se te cae morbidi. Ciao Renzo. No te la mia farsi sto casino, adesso basta brava gente, non capita contarne niente, il processo e ascoltar, e sta vecchia poemo brusa. A Castano siamo tornati. Ma che fatica Castano, Madonna Santa, che fatica. Guardate lì, io ero qua e
passavo, quieto, intabarato nei miei pensieri. Quando chi mi ferma, quello là non mi ricordo si chiama, quello che è il presidente del Bayonne, Montano Caccio, è il presidente anche dell'Ente Paio, è anche presidente del tribunale, qua adesso che mi ricordo. Come si chiama? No, non si chiama, come si chiama? No, Serradura, si chiama Lucchetta. Io non so, fate tutto, può dare anche fastidio, no? Ma io, secondo me, che staria anche, adesso moglie che non lo basta. Perché fa massa? Comunque, mi dice, stanno che tocca a te fare il presentatore. Dice, amico, non ho memoria. Questo voto che sia, dice, memoria. Nessuno più memoria. Le ricordai, per esempio, dei vecchi casolini, tutti finiti, dai, strangolai dai supermercati. E ora, mi otto a Consano, Biscaro e Prefotto a Palermo, io Marchi e Niceo a Merlengo, Pacchetta a Banchea, Bossato a Sant'Antonio, tutti là, finiti. Dice, ma vabbè, ma mi continuano a non ricordarmi, non ho memoria. Dice, cosa? Satolella? Sì, dice, qui là che beh, e ora lei. E ora, cominciamo da nuovo. Cari signori e carissime signore, famiglie slargae, petai sul squaccio, separai, divorziai, rovinai delle brutte amicizie, eccetera, eccetera. Vi salutiamo tutti da qua, da Palermo. Su. Ma è vero, se vuoi tornare neanche tanto preparai, perché pare che sto anno non servisse per niente. Invece, dopo che è diventata una questione di status, basta la nostra Repubblica. Una roba grande al gioco, a gente che ne tirava per strada gli acchetti e gli domandava giustizia. Per tutto quello di sto anno si capitava con San. La roba che il paese non va ed era un triplo e 31. Viste tante robe sporche e tante porcarie che pararia e dovesse saltare fuori, ben invito a accomodarvi per bene, perché potrebbe essere una roba lunga e faticosa, ma in special modo tanto trista, dolorosa e anche misteriosa. Ma non si deve preoccupare, perché vedrete quando sarà ora, come succede adesso, dopo i terremoti di questo governo Zairo Verde o Verde Zairo, non lo capisco, tutto si metterà a posto, perché non stai mai a smettegarlo, a legge qua, come dicevano gli altri. Questa legge qua, stanotte abbiamo processata la signora Madrona Giuliana Roccodoni. Tante colpe misfatti che Gavarì ha messo al conto, ma quante sarà vere e quante invece saranno giacque e maldicenze di quella gente che a parlare che altri una settimana intera e a domenica va in chiesa pensando a lavarsi i peccai. A proposito di cielo e di premi, sapete voi altri per caso se stasera che se sono sto processo o dopo tutto che tutti sapevano e che altre parrocchie si devono fare qualcosa di altro? Sì, perché è già successo all'altro, i concerti in chiesa. Non vorrissimo che fosse capitato a noi. Scusate, ma bisogna che qua mi ferma perché questo sarà materia di processo. E ora, se ora che lei ha dritto qui che stasera mi vada a lavorare. Scominciando da un professionista serio e competente che ti mette sempre tanta passione, anche se fa finta di essere un buon cliente. Così lo ciappa sotto gamba e io mi frega. Sto qua che se Dio entrare e ha tanta pazienza che il confronto tifoso interista con Wanda Nara è semplicemente ciò. Signore e signori, ecco a voi la pubblica accusa. Nella persona dell'esimio, illustrissimo e conte Protasio Squaccetti.
Allora, a controllata quello che sta da fuori, la per bocca là. Siamo adesso sul braico, è il paladino dei poveri disgraziati, di quelli che fatica a mettere insieme due parti in pentì, di quelli che inciappa parole e non sa perché. L'uomo del popolo, senza quota 100 ma quota 7 sul livello del mare come tutta Cossana. A difendere la signora Poliana, ecco voi, il mitico, insostituibile, inevitabile e barone e Gervasio Magna Particole. E adesso vi presento a corte, scomissiando da un personaggio unico del suo genere, tanto chiacchierato quanto amato, sospettato, ma mai legato, di spaccio di cartisse adulterato per fini conduriosi e di carne di porsea della razza protetta. Sempre sulla breccia, signore e signori, stiamo parlando di una vera e propria istituzione, di una star. Ecco voi, il cancelliere di questo tribunale, un monumento nazionale, è il dottor Cassio Petapeocci. Dopo se vedevo Diego e se che sei Cassio Petapeocci come non fa l'esterrier, è il segretario per antonomasia, spero che non sbaglia un colpo, l'unico a precisione più puntuale dell'ora legale che stanotte le farà dormire non le manco, profondo conoscitore del nostro vocabolario. Ciao sul palco, è il segretario del paesante, è il dottor, professor Ieto Manina de Oro. Buonasera. A completare sta triade del tribunale Ponsao meravigliao, reduce da numerosi interventi e processi celebrati in tournée al tribunale del Caponceo, seppur con qualche turbellina giusta e per questo munito di pannolone autopulente, invito a chiamare al posto del tribunale della Repubblica e a parte evasioni, che sta so. Il giudice dei giudici, è il fustigatore dei costumi, l'eccellentissimo Arciduca Amilcare de Amilcari Tagliatavari. Buonasera. Buonasera. Non buona pubblicità. Terminai tutti i preliminari, sempre i suoi ugualeggi che da essere come che dicevano altri. Cari signori e carissime signore, arriva il momento di scominciare il processo che avesse avanti alla signora matrona Giuliana Rotondone. A sto punto vi saluto e vi auguro buon divertimento. Quanti sei i preti qua? 4, 3, no? Quanti ti sei? Che puoi dire una roba? Dimmi. Ma poi mi sono da Dio che cai 5 cavalli, da Dio là, si vede che si musicano così, tanti che cavallo si è fatto massimo, così un steghe, cai 5 per terra, sono scagliati una gamba, cioè scusate, metti un po' di giara, perché non si male. Le buse per te. Le buse si fonde che te in gamba di nuovo. Prego, come viene? Come viene? Aspetta, signor giudice. Cosa mi dico? Perché qua abbiamo una star, magari un bips. Un vips. Siccome è una persona di importanza, quando che non difendo Rebecca, mi piace fare ricerche sull'araldica, sugli alberi genealogici. Sai, ho trovato nel sangue, non l'ho visto. Non mi credo. Non mi credo. Grazie a lunga, però è un ponte. Non mi credo. E di che casa sei? Del casato Sei in Moscaduca. A Moscaduca. A Moscaduca. Come viene? Come viene? Stavolta non vi dico niente. Perché nelle precedenti puntate, Oh, ma
Vi devo parlare, ma non mi avete ascoltato. Vi domando solo di limitare la stantina. Perché le figurarsi che ne avete fatto già che basta. Cazzo, ma che tu dici stasera dall'estero non si mi è mai successo. Guarda che non si mi ha suonato una, guarda che sera che dà. Non si mi ha ciappata la fiera del Brescia del Nilo. Manina, non ti sbagli un po'. Un po' di fremdi, metti insieme. Vescica e prostata e il rodaggio. Un sacco e la sporta dei pensieri, perché non arriva via a 100 volte 100. E questi sono i risultati. Voto delle donne Rosetta, Palmera se vieni qua. Mi ti dico anche di sì, ma guarda che non ti fai mai anni. Perché se per caso a Zellinonia dopo l'operazione che si fa un effetto, ti corri il rischio che resti un programma per tutta la vita. Perché vai? Ah, se me farami qua dentro che è una mistura di caffeina, papaverina, vaseina, cassioina, con brodo fatto con assata di nutria e una cresta di gallina. Te vedrà questo bel intruglio in del giro del poco e vieni qua. Dai che dobbiamo dare, e qua tu dici, dai, tu tira fuori la leva, tira fuori la leva, tira fuori la leva, dai così. Bibita, No, ci danno. bibita. Che porcheria è questa? Che schifo per io là? Assata fritto e andare mai. Se è proprio vero, dagli amici mi guardi io, che dai nemici mi vado da solo. Ma se che non sei altro. Però sono un poco più tranquillo. Manca tanto gioco, manca quasi muoio. Muoio, bisogna che te ne ordini. Anche perché cambio combino fomia e buona reputazione da difesa. Se te va avanti così, prima o dopo facevi i conti anche a massa che ti fa il cambio. Basta che arriva per casa, che io cambio che hai cogliere clienti dai 9 di sera alle 4 di mattina. Basta per pazienza, con dispacenti. Nel frattempo, se hai preparato. Signor giudice, quando che questo compagno finisse a partire del Ciacco e mischiamenti, che in pubblico non fa buon niente, mi varianga voglio scomissiare questo processo. Vergognoso! Non state legate massa. Questa corte, malgrado le apparenze, ha di sempre pronta, come il governo giallo-verde. Ah, se lo dice io, signor giudice. Però vi ricordo, signor giudice, che qua del giallo verde non vi è detto che il governo, che a fine dura quel che cada durare. Qua che abbiamo il marchio di fabbrica, il giallo e il verde dei colori di Ponzan del nostro comune. Che altri passa, noi altri detto 10 anni che siamo qua e vogliamo andare avanti per la strada, a meno che Non sta mia commissario, a meno che, perché se te riferissi al fatto che vuoi spassarmi via tutti, mettendo insieme Ponzan, Poian, Viorba, Spresian, sotto il nome del comune di Treviso Nord. Ti ha anche poca fantasia, ti ha messo nome come il Caseo. Che non te pensi di mettere in mezzo a signora matrona, perché questo è un attentato al potere del nostro giallo-verde. non sia mai magna particole. A parte che visto che siamo da Rio, è meglio che bude dentro anche a cave, che mette nome la grande cava del Treviso Nord e siamo a posto. A signora matrona, a chi ne ha fatto ben altre de macacae, caro e di un magna particole non so. A me altri ne basta che i colori non siano insieme, perché noi altri
non siamo mai rapporti contro natura. Pian pian, dei colori misciai che parlo qui, perché 15 anni fa più o meno qua a Ponzan che sta una prova dello smisciamento dei colori da paura. Vi ha provato qua in ambito comunale, ma se ti ha proietti in ambito nazionale. Berlusconi che toccava dare in letto così Garetti. Non sia mai! Madonna. Non sia mai! Il cavaliere ha 80 anni che fa che non ha per cambiare tutti. Sì, ma lui, sempre qui, che piace. Ah, ecco! Mamma. E date suo citti, e date! Signor giudice, popolo di Ponzan, unico vero paron del suo destino col suo voto, questa matrona si è macchiata di tante nefandezze e porcarie, a scomiziare proprio da quel che ha detto il presentatore. Ma è mai possibile che il comune organizzi in piacere di Palermo un concerto per tirare streetscape alle nostre montagne distrutte, che dopo Rivo e incisa Ponzan nel stesso di mezza ora prima il fanale per concerto per lo streetscape all'organo? E che all'ade a colpa per niente non si chiama Puriana. Siamo di fronte al diavolo fatta persona, brava solo per mettere corpo in croce, uno o che altro. E a proposito dei parole, i careghi nere vedono a Palermo con il parocchia Ponzan. Ciao careghi, ciao careghi, ciao, ciao careghi, ciao. E finché dorme qui da Palermo resta Ponzan. Ma è ora, caro il nostro scienziato, e stasera guarda che devo sta far massa vittima perché se occorre salto le ali del banco e te ne scatto a vivo mi. Oh, fair play, fair play, fair play, e basta. Fair play, fair play e fair play. E adesso dovrò via a una sera. Ehi, ma a partire qui, che sentiamo anche l'amico qua. E se io esagerato, che robe là ne fa su in Parlamento quando mi si riunisce per il di un anno, quindi che lavora ben poco, ne vedo i giorni. Caro Gervasio, e metta via sto modo di fare. Se gli argomenti di sostanza poco trovate lì l'avvocato su qualsiasi e va, se no, ma se va il ciclo come amico Juventus non la fa, e per qualsiasi cambiamo argomento. Mi scuso per i toni, ma qualche volta meglio abbondare quando è difficile. Tradotto in Veneto, due staffoni ogni tanto sveglia la gente. Prima quasi filosofo, cioè dopo il solito femo. C'ho niente e non sta a menar per i versi e ti domando, ma è ora se fai i concerti in Cisa se colpa della matrona? Me voglio spiegare perché lì di San Martin a Palermo a Proloco faceva autunno in tavola e a Martengo i preti faceva San Martino i contadini e tutti dopo il pranzo incorporato. Te lo dico mi, è il fatto se in questo paese non se parla più, ognuno se Dio dà per conto suo, altro che matrona, prenditeli tutti! Per carità, quello che avevo sentito sarà anche tutto vero, però Manina, me domando, ma a Proloco che aveva da fare un'altra sagra per mangiare via, non ne si sa abbastanza. È il fatto sì che a novembre qua a Brosa sagra non ne era e ora gastro fa il buso e poi bisogna portare un po' di pazienza, che sai, sei i primi anni, ti vedrà che farà anche meglio, anche perché è mestiere del prodotto e adesso qui di vita dimostra quello che si fa e si produce nel nostro territorio, guarda gli altri, è l'Aricio, il Sarese,
basta che non si agiti qui la parrucchiera, non si sa mai. I nostri mangiari della volta, risi risi, pasta e fagioli, comincio e piatto in umido, e anche quinta e nero, piatto unico per tutti ai tempi della piaga. Sì, basta però che mi fai potrebbe mancare di niente come l'ultima volta, perché così siamo un po' strano. Santo caso però, te gara sono. Sai che ne si sa che basta, anche perché mi pare che il paese sia sempre quello, non si è cambiato. Con tanti che se ne andiamo quando tornato non c'è il pranzo della prima comunione. Ma non stiamo preoccuparsi, nel 2019 tutto sarà picciato e trasparente. E venirà fatte robe per tempo, bilanci compresi. A Proloco, a Zicqua, per fare pubblicità a tutto e a tutti quei schemi di tasse di turisti. E che altro ha? E se stai tanti più del solito, ma proprio tanti. Sto carino. Buonasera, io sono di Monaco, solo che essere un po' smarrito. Io non trovare scuolette di campagna, perché qui essere tutta campagna. Io avevo scelto di non arrivare a Venezia perché pensavo troppo bella, ma non trovare niente né da bere né da mangiare. Mio amico mi dice vai in fianco a livello, che lì ci sono delle cinesine speciali. Io non trovare niente, io già a livello, ma non ho trovato niente. Siccome non posso fare campagna elettorale, bisogna che il vaga proprio da pro loco. Pro cognome, loco cognome, nome, non capire. Siamo a posto qua. Non capire, dove va? Dove andare? E qua vieni qua. E ti spiego, amici, qua non capisce niente, ti spiego, cosa hai fatto? E altro non dove vieni? Venire di Monaco, venire di Perché Simona? E volete? Dove essere? Dai, vieni conmigo, quando uomini ti metto a posto, mi dai avanti per la parte, avanti qua. Onde va più vivo, onde va? Se posso, sì. Prego. Vede, o mio giudice, vede, o caro popolo della nostra amata Ponza, le nostre domande sono una conseguenza di un fatto foglio. Io, patrona Turiana Rotondona qui presente, ad una striga che ha fatto venire in matteso tutti ci preti associazioni, Proloco compresa, e proprio per questo bisogna solo che sia brusata e basta. Ah, senti Pimpinea, sempre buon de piazza il morto. Guarda che altro hanno. Te ha fatto usarla innocente. Visto che scoasse fuori a poco, viene sempre de più. A cominciare dalla zona industriale, a giornata ecologica che abbiamo fatto ieri altro, a che ha fatto spissa e scoasse. Guarda che qua dopo in comune e baruffe sia all'ordine del giorno e se casontà a botte da occhio e chat. A forza, a matrona, che mandare i negretti in cerca di roba di tutti i generi. E intanto noi altri, per non portare squadri, mi domanda a tessera sanitaria e il codice fiscale, il passaporto, o dei eco e che non finisse mai. E il fatto è che a vera che ha vinto la contadina di non mandare neanche a vigilanza, magna particole. Visto del comune, non toglie da mano. Qui c'è un altro discorso. Guarda che volte si è date tra bianchi. Era indigeni, parlava il nostro dialetto che era sangue dappertutto. Sangue, sono Mario verso guarda che mancano i usati. Sì che sta male qua. Beh, io non vedo tanto bene, aspetta che mi sono la pressione come veda. Alta, aspetta.
Male, molto male. Vedo qua a Reggia. Guarda che Reggia, è un reccione qua, la Reggia. Maria, in sti giorni qua non parliamo neanche di queste robe qua dei ricci grandi, perché qua è il problema serio. Sì, che qua bisogna fiare in carenza dei dottori, mi pare. Cosa dicete voi altri? Ma chi se dice, signor? Mi son Fedele Tiracca, il dottor Fedele Tiracca, quello che c'è l'attestato e se tacca. E visto quello che si sente in giro, con tanto della quanta firme, cioè che ma anche i dottori, per esempio, ma fare il dottor di voi altri. Magari c'è tanta esperienza adesso pronto per fare meglio le condotta, siamo anche specializzati in che cosa? In tutto, guarda, e ve lo porta qua tutto ecco qua, tutte le medaglie che potete parlare con comodo. Aspetta che ti do una maga. Eccolo qua, mi sono specializzato, bravo. La mia figlia qua, guarda che roba che lunga. Ecco qua, missione praticamente delle lauree e di specializzazione, perché mi sono specializzato in tutto. Vedo un attimo un elenco, tanto per, non mi ricordo neanche a me. Medicina d'emergenza d'urgenza, geriatria, medicina dello sport, medicina termale, oncologia, psichiatria, pediatria, ma soprattutto, sapete cosa? Medicina interna. E sapete cosa? No, volevo saperlo. No, ve lo dico, e a prostata! Ho già dato, tutto. Ho già dato. A mio dato, hanno fatto una settimana per l'ammirare e poi non finire senza volante. Ecco voi che si siamo visti! Mi ricordi tu? Ma che ho fatto un bel lavoretto però! Ma quando te ne ha fatto di buono? Se non vuoi apparire un po', devi soffrire. Vai Moro, dai che devo! E mia, proprio qui. No, andiamo a casa noi. E manca 5 minuti. Che ho detto che siamo a posto, che abbiamo già dato, che Lo so, piacere. mi cavo il guanto, il guanto chirurgico. Ultimamente, nel conto questa, mi sono occupata dei problemi del testa, un sacco di lauree, e che conto questa, mi lancia mai il centro degli anziani, andare 2 volte a settimana, e mi ero anche ben disposto, sì, perché pensavo di non fiare le tette, quando mi ha parlato di demenza senile. E dicevo qua, fiate l'ex, prima mi ha detto cosa che fai tu qua, era bene 2 volte, dopo una volta, dopo un'altra volta, che era anche qui del cibo, insomma almeno non capivo niente. Così a fine mi devo andare 2 volte a settimana, che io no, non so, mi sono qua, e diceva voi altri cose che ho da fare, io sono a disposizione. Ma io va all'ambulatorio perché qua abbiamo dei problemi principali l'ambulatorio. Io sono il dottor Fedele Tiracca, mica un geometra, io uso un ingegnere, uso un geometra, niente. Comunque il Menaure, dove sei il Menaure che si sparire da Sì, sì, ma guardami qua. Guardami qua, rispondami. Bravo, un paziente, grazie paziente mio caro, eccole qua, tutte le mie aree da esibire e mi posso piccare tranquillamente sul centro anziani, perché queste esce tutte lauree in regola, certificate, guardate. Senti qua, ma rispondami a un paio di domande. Primo, come mai che si da separato? E dopo, adesso, dove hai fatto pratica? Guarda, la ringrazio della domanda perché effettivamente mi ho fatto pratica, sono stato puntato col vero male. Ma. A clinica di San Francisco a Castagnone. A posto, Simo. Questo proprio il peso e il bestia che ha fatto esperienza intera. Però guardi, che dice anche le meglio che vuole fare il dottor Cossano. Fare i candidati,
sapevi che la mattina il sindaco ieri via sempre stato il sindaco con 83 anni, entrando e ha detto mi voglio fare il dottor Casale. Il sindaco dove sei? Il sindaco non c'è, voglio fare una visita dove provare, perché con gli occhi vedo tutto. La segretaria, 1, 2, 3, diceva a me, Beppi, vieni qua. Io era Beppi, fermo, lo guardo sull'occhio, tanto per quell'occhio sangue, l'occhio sinistro, pressione, 180, Però, aspetta, tira il transaminali fuori. Beppi dice, no, mi fiogli le trans, più il problema. Voi ce l'hanno un problema. Fermo, tesero! Colesterolo 305! Perché che venivo l'occhio dentro? Dottor, fermati tutto, dove era dall'occhio di vero, se vedi che ero buono, prima che ti sia tutto. Scusate Saverio, ma io non capisco più. Ma tra veterinari, stregoni, iridologi, botanici e chirossi mi sono in confusione. Mi sono perso. E pignolo come che sono, mi non voglio fare una brutta figura. Domando, se volevo capire se qua queste robe. E ora, quanti dottori serve adesso? Quanti dottori vai in pensione fra poco? Non si sa. Quanti dottori si è presentato? Non si sa. Ma soprattutto, quanti sei raccomandai e da chi? Eccomi qua, mi sono guarda la lettera firmata lettera di raccomandazione per il dottor Fedele Di Racca, che sono io, firmato patrona Muriano Tonda, eccolo qua. Me l'ha qualche dettagliato. Non ho niente da dirgli, neanche niente da contare, ma ne particole. Vedi altri. Ah, papà, forza qua, caro Tirachetta, te si andati a visitare i cunici. Ah, mio cliente, è te che ha detto che gli era un problema psicologico di stress. Come tu sai, io si dice che si stressa. Anche i cunici erano stressati, cosa hanno fatto? Te ha dato un cocktail per farli venire in qua. Te ha messo Valium e tu l'hanno messi insieme. I siete morti tutti! Siete morti, non sapevo. Adesso io penso che faremo un studio sopra su queste robe, però l'unica roba che posso dirti, con sincerità, se che lui da mia patio lui si ha lamentato, non ha detto niente, perché mia priorità, se non so dove piace, rispettare i diritti del malato. Ai cunici! Vabbè, si sta male, ciao. Ma dai, che un danno le pile mie 200 euro. E adesso se te va a farsi cialare, chi non te tifo la gnacca un quinte danni, perché seguo in causa. Udiate, sì, questo ne fanno, come lo fanno? Anche per me, dottor. E il cadito è esclusivamente la verità. Il fatto che ne ha tornite mi fa comodo. Fermi tutti. A verità di che scuocenti? A verità di cosa? Cancelliere, che faccia la cortesia. E sei bravo. Vuoi accompagnare fuori sto qua? Lo so neanche forse sei un perito elettrotecnico, forse. No, ma mi dona, No. 2 volte qua. Va bene, aspetta un attimo. Non eravamo neanche a finire. Perché questo tribunale diventa un porto del mare. Oh, però, porto del mare, ma Palermo, San, Berlino sono così. È se come allega il Forza Italia del nostro comune. C'è chi è andato e chi è venuto. Siamo peggio dei scambisti durante una roba grande questo comune qua. Stavolta scocciti che a fuoco passare, ma non mi faccia pentire, Non se ne pentirà, signor giudice, perché ho tanto altro da dire. Caro giudice, carissimo magna particole, siccome mi do da fare il mio mestiere, mi tocca dirne a voi altri e a tutta la gente qua chi veramente caretta in pestare Lucifero.
Prinsese soio come Casecciano, matrona Buriana Rotondona, femmina foresta mandata qua da Burian che è il maledetto nato lontano, Satana in persona che ha distrutto le nostre montagne via case, via bestie, usando parare a 14 milioni di alberi. Quello che solo da mai dire è questo, quello che da usare. Coi discorsi che te fa, ho paura che ti te adesso stai in mezzo a quell'uragano là e che pide qualche pinte che abbia battuto sua testa, veramente te si cascada e caregonda piccinini. Sempre solo fango, elma, pacciolo, che si solo donde buttare dopo fango. Te ne pare il governo giallo-verde che se non trova un nemico al giorno è gara in entrato. E quei che sei contro, sei meglio? No, quando chi te gata a tesai doveva assare un'ora e mezza la testa dentro il battistero, chissà che a forza di promo in glu 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 te cavalissi te scantà. Ma io te lo ripeto, Buriana, matrona, lazzarona, sbocaiona, marzona, una vera figura porca, vecchia veniva qua apposta per far Miami. Parente di Buriano, il male fatta persona. Sì, proprio sorella del Ventose, che a se porta via e già perché te ha detto fin adesso, insieme alle meraviglie chi si fa su femmine, uomini, preti, senti ma tutti i marchi e mattina al mercato Palermo. Anche stavolta te si trio pissare fuori al locale, solo bonde darghe d'osso proprio perché non sei da qua. Una roba incredibile. Far play, mi raccomando far play, a tutti, far play, e basta. Perché le ore è finita, far play, e adesso presento qua. Poi vedete come grava qui. Sai o che gara sono? Siamo il comune del fair play. Chi ha fatto anche la motora col cartello. Ah sì, caro, e se io facevo a Manleo, mi facevo mai capitano. Anche scusa signor, ma che divisa che indossa? Che divisa sia? Questa caro, è originale. Alle del 1897 alle a prima maglia della Juventus e adesso bisogna che ma io non voglio detto torno perché quando che parte da qua e qua ho paura che sia a Lombardia infiammata Ma meglio che vada tutto prima. E io tutti in armata per piacere. Non sono io più questi qua, perché ave passi senza forme lesine, veniamo qui una mattina ai posti del padano, con quella del banco che lo manda a Sirita Marietta, cosa fate un po' da mangiare? E intanto può aspettarsi slunga, e dici sia che magari per 5 minuti contai, dai va, ora contai. Vedrei che dopo vi viene la pazienza di ascoltarmi tra le parti e basta e mangia. Posso? Ma con pazienza sempre Calmo, perfetto. Guacetti, senti bene, visto che te parli del fango, visto che te gasso a coscienza ben 13 vecchie usare par niente, adesso che in comune dice Dio fate tutto per non far slargare a cava dei viadusi. Siccome che altri anni che davi sempre colpa a che povere disgraziate, stavolta, con chi ti acciappi tu? Magna partito e te fa rispondere da un testimone ad hoc. Quello che te ne domani. Prego cancelliere, faccia entrare il testo che vi ho indicato, grazie. La corte chiama sul banco di testimoni il signor Arterio Sclerò. Ma ne potete meglio.
Oh, caro Arterio, come stai? Mi par bene o no? Tutto bene, guarda? Oh, a parte un poco del male del femore e una tendinite qua dell'occhio che... Agli occhi? Così che si chiama congiuntivite. Dove dai il femore sto qua? Cassio, ma sento aspirante medico, ti capita a ciapare il posto dei tuoi compari che fra poco va in pensione. Ma madonna ragazzi, vai un attimo, Maria. Prego, Caro Arterio, voglio dire che do 3 robette tua cava e parla, dai, parla. Che voglio un buso grande, sempre più grande, e il doppio di quello che dice adesso, 20 volte più grande di tutti i cesi, ti capitei, oratori, asili, che gente il comune con sangue, e così conosco prima bene scavo e dopo finisco squasse, rifiuti speciali, vini, eternit e tutto il resto. Oh, a parte che se te fa quello che te dici, te si da gaera. Ma te lo mando, cosa c'entra con questo a signora Buriana? Come cosa che c'entra? Oh, sei l'unico che non sta qua. Ho fatto un buso per fare a conto dei amici e amica detto, mi raccomando di portare a giacca. Non sta da inquinare niente. Inquinare vuol dire inquinare. Scusami, ma ti, da dove sa tu fuori? Ma che serve là? Saper, vado in mia scuola, 10 sommando 4 modelli e negozia pattanti, caro, e adesso ho a casa, adesso ho un bel libro sulla caccia, uccelli di rovo, A proposito dei musei, ma sapevo il dite San Valentin a presentazione in casa dei Mesadri del libro Sogno 6 di Treviso? Quante persone era? Mio Dio mio, 14 femmine! 14 femmine, una roba grande! Cassio, anche a te che mi mandi in confusione. Oh, ragazzi, mi cancelo tutto quello che si sta dicendo a sto qua. A questo qua che manca un pugno. No, Manina, qua hai ancora mettere sull'acqua, altro che un buio. Cosa avete? Le cose di così specie. Guarda che sta più un semo a casa sua che un furbo in casa di... Ma sempre semo che resti, non fa neanche fatica a buttarti fuori, aria, via! Autonomia di te galata, Luca! Guarda chi te cavi da Dio che davanti ti si bea, Luca, non mi fa più autonomia, non batti, te frega, Luca! Dice, Cassio, dammela mano, sto dando un po' di testa nuovo, dammela mano, Cassio, dice, finita, buona vita, sempre cinato. Aspetta, sì però, che ti sia ancora da sposare, che staria ben sposata ancora, Davvero? sì. E mettete a posto una volta per tutte. Bisogna che ti sposi una maestra seria, antica, io. Giudice, però c'è roba, dite che ha fatto bene a sposare l'infermiere. Perché te sapete una roba? Per sapere una roba che a una certa età, picchi del 3 mogliere, non gli altri che hanno bisogno del 3 badanti. A posto sempre. Cosa è vero, femmine?
che sale del trova. No, Citti, stavolta te che passato il limite. Che confusione si tu Dio fa? E stirate dentro a testa al meo, vai a... Tappa esempio da me stasera, sono lucidissimo. Scusate, voi combinate cosa? Tutto bene. E si tappa bene, veniamo via. Va bene? A proposito di destrigar e di destrigarsi, sul funzionamento della ZTL, sto stato nel supercentro storico di Paderno, ruinarsi, quante grandi di casa stanchetta compresi, tutto un numero. E il primo giorno i vigili hanno fatto 7 multe, una marea di critiche e la gente diceva: se magari qualche mattina stasse di mesi scondi su qualche bel incrocio, santo che molte di più faria. Ho di brunir, avete cosa che combina il senso unico sempre di via Prope, dove 5 macchine su 10 va via dritto su via Morganea, siamo ben però, perché siamo avanti, gira si entra sempre su via Roma. E chi rispetta di ieri, a questo punto il comune, per fare skate basta che mette una bella telecamera sulla più davanti all'incontro. Se vede il sito a Musigna, amministratori, volere, potere, che c'è uno skate, gli dice che dobbiamo imparare da Povegliano, ma sei capo di vigili lo stesso. Questo è sul mistero, Cassio, a proposito del ZTL, non ti sa sto sta a sera cosa che succedeva, no? Come che te l'ha detto qui, a gente tornerà a se la chiave di vigili, questi si spariti. Te andavi in mangiare al teatro poi cosa a te. Se non te stavi dentro, te tirava sotto, te sfaltava, macchine che andava, macchine che veniva. Una giungla se Dio diventasse un paese dove tutti vogliono avere soldi. Dopo aver sentito i segueri dei miei compari, lasciatemi speranza, voi che qui entrate, non so più buono di mettermi in boia. Dammi un'altra poca di giustizia. Che famiglia sei queste qua? Te calma. Cosa dicevo se mettiamo via? Saremo un baracca o un ognuno torna a casa sua qua, poi in mezzo alle gambe e lì, mia colpa, mia massima colpa. Terroristi magna particoe, ma qua, signor giudice, il mea colpa dovremo dirselo agli altri se non andiamo fino in fondo. Aiuta, è la conclusione che se partirà la stazione qua su tutto il problema delle rotonde? Ma voi altri, vi siete resi conto con chi che abbiamo a che fare qua? Con uno che ha la memoria corta, che ha il mai caduto il cervello. Senti Petabrose, ma non era colpa di che a porta disgraziata che ti ha fatto usare l'anno passato? Ma fammi parlare, sempre solo fango, ma che razza di mestieri? Che aveva ragione che l'uomo che proprio l'anno passato che aveva detto che qua pazienza rotonda davanti a Villa Minelli, pagata da Benetton, sarebbe stata fatta. Ed è il merito di tutti. Per forza che c'è solo una parola e si chiama politica. Altro che matrona, non te vedi che sei un tocco che siamo in campagna elettorale per votare il sindaco fra poche settimane. Uno dice che c'è merito suo, la provincia dice che è capo in Saea e il sindaco risponde a minoranza contro parte. L'unico che tasa è quello che aveva l'idea un anno e mezzo fa. Vero ingegnere? Mi domando, ma a fine della fiera, a parte la rotonda, e il comune, forte o casa skate? Mi rispondo da solo, manco morto, basta parlare a mio cliente. E il fatto è che c'è un'altra rotonda che è urgente da mettere a posto e per rispetto di quello che è successo non so altro. Cassio, mica ho capito il rispetto, ma guardi che così ai bastoni non si può andare davanti. E mi piacerebbe proprio sapere cosa che gli passa per la testa dei tecnici della provincia e anche a qui dell'ANAS, che fidesso mica solo da vergognarsi. Una volta tanto sono d'accordo con voi altri, me lo aspettavo, perché ieri sera è successa una roba importante.
I cavaria trovai che a fare rotonda tra comune e provincia, però mi sono un po' cattivito. Scusami la cattiveria, ma cavaria per essere che stesse robe mi dicesse tutti dopo il 26 di maggio di 780.000 euro di anno dopo il 26 di maggio. Dito che mi sia dato. No, ma mi filo dopo il 26 di maggio. Anerati basta che non vaga il dito, piuttosto di niente se meglio piuttosto, perché così facciamo peso da quando sbrego, e ti dice gente che mi... Signor giudice, e chi che non è d'accordo con io? L'ho detto prima, per film magna piccoli, purtroppo siamo in perenne campagna elettorale, e come cadenzialmente questa volta per il sindaco nuovo non era mai successo. Tira moio, tira, gente che entra, gente che esce, a in piena confusione va a finire. Che voterà una bandiera, magna particolare. Sicuro che voterà bandiera e di colore arancione, perché stavolta vi sarà il partito arancione. Mi sorprendo di lui, vai a particolare, sei coraggioso, ma che gli unici arancioni era bene l'Ucraina, poi perché poi i miei nani, io mi raccomandai che a trovare Ravanari, io a faticora. Ve dico e ve ripeto, sto anno vince il partito arancione e se sta i preti che lo ha deciso. Ancora sta? Ma cosa si io? Ma non essere incorti! I gatti cominciano la campagna elettorale con il sagre dell'anno passato. Non l'avevi visto? A Ponsano, a maglietta di chi che serviva in sagra. Di che colore era? Arancione. A Marlengo, a Sagra e Riso, a maglietta di chi che serviva in tora. Di che colore era? Arancione. E ora? Tanto le vostre Palermo, non per Renzo, Palermo. I sentrio come a fuori del porsello. Mi mancava solo i cavalli domando. I sentrio finirsi da soli. Oh, in 200 anni, i gavo un sindaco per misericordia, Giorgio Massui. Facevo altro. Ma ascoltemi qua. Tra i candidati sindaci, candidati vice sindaci, candidati consiglieri, i nomi che ne gira di fine qualche uno. E dopo che si anca e che promesse, ma de che promesse, a scominciare da far come a Ischia, una bella sanatoria per tutte le case abusive e finire con l'ordine, come a Roma. E non far pagare neanche una pina multa, indulto a tutti e far west su tutte le strade. Sì, così il villaggio del comune straiche facendo pagare sempre solo il pantalone. E comunque se è vero, dei nomi se ne fa tanti, a partire dai leggi sindaci, Massui, Nero e Graneo. A parte che qualche uno anche qua dentro dice che uno è anche altro. Graneo c'era già e dopo cosa ti è successo? Ciao Graneo, ciao Graneo, ciao, ciao Graneo, ciao. Ma è anche Nero come sia? Ciao Nero, ciao Nero, ciao Nero, ciao. E però lui che mi fa un articolo che anda nel rime perché ciao Nero, ciao Nero, ciao. Un articolo, è il momento, vedremo. Anche a Basiccio si chiama già. Sì! Che signor? Basiccio, che si inlista non metti lecca, rischi di fare il cilecca. Non è capisco, sia Forza Italia o Sforza Italia. Guarda, adesso che si sforzi, ma... No, fermo, perché pena di formaggio. Dai, fermito usati, perché siamo un consenso un po' delicato, parlano spoledato, questo non ma ve domando, dei qui che eravamo dati questi 5 anni, qualcuno si è dato da Monia Bianchini? No, ragazzi, basta.
Sofferto che basta, era sofferto che basta. Era sofferto che basta. Franco Zanetti? Mario Sanson? Attento Sanson, che a tua vista non sia un tristo menestron. Ambra Biondo e i 5 Stelle. Notizie da Ponzano Today. Sono in corso ricerche di dispersi 5 Stelle di paese e Ponzano. Sono alla ricerca vigili del fuoco e protezione civile. Ci dicono che dovrebbero essere fermi a capitano di San Rocco senza acqua perché si è arso in cerca di candidati. E Giampaolo Cenedese? Bene. E Michele Favaro? E pararia che fosse anche Avventuro Pizzoloni, che dice che se cambia dimesso partendo da presidente del Velo Club del King, a meno che non succeda che sia un governo giallo-verde che adesso va tanto di moda. A saper Casadito dei Magna Particoli, che quei preti insomma è che vide qualche sonassa a Ponsan vinse il partito arancione e ricordevi che se anche elezioni europee e sarà da lì basta che mi segua i gilet gialli. Danno altri. E viene arancione e coloro vincente. Qua bisogna che stiamo ben attenti. Buonasera. Qua noi vogliamo gente nostra i forestieri, noi altri noi vogliamo a partire da qui a là che non sa neanche il nostro vocabolario. Eccoci, questa figa è una bella sorpresa. Magna Particoli e visto cascava il pero, visto che Vitalia cascava il caregon. Sarà, ma mi questo conosco. E gada avere un cognome che è tutto un programma. E gada chiamarsi Mandoea o Tagliadea, ma non mi ricordo. Ma no era ma desché portare in Svizzera. Fermi tutti. Non so che sia nato dei suoi scherzi su qualcenti, però che penso Parò come Bicciamino, cosa facevi nella vita? Mi chiamo, anzi mi chiama, Nani Brogamame, avevo 60 anni, nato e vissuto sempre a Ponzano, percettore del reddito di cittadinanza, pensione di invalido e pensione di cittadinanza. Onesto lavoratore in nero e astemio, tanto astemio, però non praticante. Capo, ascoltami adesso mi sovviene. Ti ha 16 anni, ti ha messo anche in coelho, ti ha messo in coelho perché ti facevi il contrabbandiere, qua mai adeggiava, che hai a seguire pericolosa di quella dritta. Basta, sempre solo fango, da Ponzano, figlio di Mino in Brogamando e Sterina Tagliadea, figlio d'arte. Vedremo se sei veramente uno dei nostri. Adesso ti facciamo le altre domande giuste sul nostro vocabolario. Un momento, siccome che altri si sono sociali, altro che altri che non sanno neanche come che si indriano come culo. Potrebbe fare una bella foto da bella gente che
che dopo sono mille dove vedo. Fammi una bella foto. Ma fa una foto ricordo o no? Era che non mi era fatta perché sono vinto una stasera. Vedete come si fa questa. Ah, è quello. No, guardate, no, io se non temo ancora, perché se tu mi senti avanti in rio, non riesco a fare niente. Oh, aspetta che ho fatto. Beh, e non io fuori uno. E non io fuori uno, qui che lui, qua. Ho visto qua, ho conosco. Ah, sapevo chi che sei. È quello che fa il dirichito a domenica. È venuto, guarda. Guarda che bello. Guarda che bello. Bello proprio. Mi scusi, dove sei che la mette a foto? Dentro il comodino. Mi pare su Facebook? No, mi ha messo del WhatsApp e anche del programma. Ma no, Instagram! E ho detto programma? Ed è un programma no? Ripeto, adesso basta, fammi seria. Se ho pronto se domande sul nostro vocabolario. Quando vuoi? Ripeto, partiamo. Qual è la bestia di bassa corte che sguardaria? Anna. Qual è la B? Persona poco seria. Ah, batteria. Qua lettera C, macchina fuori propulsione. Macchina. Cainato. Qua lettera D, serve per tenere semi no. Ah, do. Qual è? Persona che si comporta male con le femmine. Un bel ebete. Qual lettera F? Spussa degli uccelli, gatti e pesce vecchio. Dopo come freschi. Qual è la G? Concime naturale. Grassa. Qual è la I? Uomo dopo essere stato operato. Ah, questa no, immagino io. Qua lettera L, e lo faceva in casa prima del matrimonio. Oh, lo straccio. Qua lettera M, operaio e contadino al tempo stesso. Ah, meno per sorte. Qual lettera N? Uomini sparì dagli altari. Monsi. Qual lettera O? Spessola dopo che la mangiata costesina. Una. Punta. Qual è la P? Di lui non si butta via niente. Oh, il porcai. Qual è la Q? Un cosato un poco cruento. Un bel coglione. Qua lettera R, femmine poco attraenti. Roquetone. Quello è il roquetone. Qua lettera S, tipico effetto gastroenterico. Orgo. Scorrisa. Bravo. Qual lettera T? Persona che viene da sotto il sil. Da sotto il sito. Qua D. Sarà uno. Qual lettera U? Materia prima per fare il B. Ah, wow. Qual è la V? Serve per arare i campi. Va solo. Qual è la X? Perché il nostro dialetto, qua abbiamo sbagliato, a Z non esiste, uomo che manca un buio. Subo. E infine a P difficile. Qual è la Y? Affermazione di giovani degli anni 60 di Ponzano che volevano atteggiarsi da americani. Yes, please. Bravo Nane, bravo Nane. Caro Magna Partico, e con rispetto parlando, avere ago, i diria che te gacciapada in dell'organo. Calma. No, Bruno Fornari non c'entra niente. Sommi, chi che c'entra e cosa che c'entra. Questi i volte statarassi a svelte. Ma sto signor qua,
è nato a Ponsan, e vive a Ponsan, e parla come lo altri da Ponsan. Sapete cosa che vi dico? Sindaco subito! Pentitevi comunque, fate retro disonesti, e domani mattina le messa prima a snettarle colpe, e dopo cominciate a andare in cerca della prossima vittima, perché se no come dobbiamo fare il processo l'anno prossimo? E adesso basta, ne sono stufato. Demone a tutti! Giù, signore, cosa fare quella qua? Ora non riusciamo a finirla. Signor Giudice, stai attento. Prima di andare a contare la roba è il perché del soccomare di qui a là a Genova. E adesso vi racconto. È successo un caso, purtroppo una disgrazia. E come viene disgrazie, vi sempre i carabinieri, poco altro. Arriva il brigadiere e vede questa disgrazia e chiama il maresciallo. E dice, maresciallo, guarda, questo è un disastro. Su questa signora qua con il suo marito. Come l'hai fatto tu? T'avevi giocato 40 corteai e dopo niente contenta, aggancia pa un bastone, 40 bastonai, signore, e dopo niente contenta, per farla finire è arrivata già a testa. Maria, ha detto maresciallo, ma se puoi sapere tutta questa cattiveria per una persona. E sì, sono stati, e cosa è successo? È successo che era mia appena la va intera, non riesco a camminare sola. Ma il maresciallo fa, avevo arrestata. No, maresciallo, dico, aspettiamo che si subi intera. Se non posso andare, che comodo io cosa fare? Secondo, grazie, e ora va via l'uomo. Dopo queste prove schiaccianti, a sentenza di Bastia, Certo, signor giudice. in piedi, prego. Che sta sentenza venga ascoltata per bene da tutta la gente che alberga i borghi della nostra Ponsan. Rusteghi e nobili, sotici e studiari, dispossenti e signori, che tanto davanti al Signore siamo tutti dei poveri peccatori. Di fronte all'evidenza che se un dopo che sentiamo parlare di autonomia, ma più che andiamo avanti e più a parte la mesa così a scampata via, e così mi fa comodo dargli tutte le colpe a sta vecchia, e così sì. Non dimentichiamo semmai che piuttosto di perdere una tradizione se è meglio per usare un paese, e proprio per questo che passa più sindaci vecchi, sindaci nuovi, politici, preti, dottori e professori, ma che nessuno si figlia dei iniziati di foreste a nostra Ponsan. Che anche il professor Pierluigi Pizzoloni che vediamo avanti. Visti i testimoni più o meno seri, visti i candidati per il Consiglio Comunale veri e presunti, visto che chi che poi De P. Chianse De Manco, a giuria del Tribunale della Repubblica Giallo-Verde, a Repubblica per intendersi della nostra Ponsan, condanna il rogo a Siora Matrona Bugliano Tondona, cenere eri e cenere ritornerai, che una volta buttata dappertutto i segreti di sta terra dei matti ti sperderai.
ma di sicuro de pensare, non te che te sventegherà mai. Ora in voglia l'esecuzione della sentenza. Applauso. Anche questo anno spendevo poche parole, partiti a pensare di tutti noi altri. A me solo una roba, è il buon senso di tutti. Scominciando da chi che comanderà dopo il 7 di maggio e anche di chi non mi sarà. Buon senso non è il senso comune, che se Dio diventare una brutta bestia, anche se ne è soltanto del mondo. Senso comune vuol dire pensare, deve sempre ragione. Senso comune che ne porta a guardare solo gli altri. Senso comune che qualcuno può fare schifo che dicevamo 80 anni fa, mega portare in guerra. No. Vi raccomandiamo, cari amministratori, dell'umano, buon senso, suo buon senso, e sempre col sorriso in fronte e qualche sogno, perché ognuno di noi sogna, e i sogni te può dire tutto, tranne chi si dà bugia. Allegria! Gli attori, alla console, Niccolò Geremia, Riero Bruno Geromini, Giulio Lunghetta. E allora noi abbiamo da presentare un signore che da entrambi ci sto dicendo, il prossimo anno, queste volte do una mano, è l'avvocato Paolo Gracci, segretariato veramente grande. E poi il menestrello che rinuncia di andare in America per starci qua, Mattia Brentari, e poi il dottor perito elettrotecnico, Benedetto Cavallini, e poi non manca mai Daniele Zano, e poi l'avvocato che non se ne immagina innocente Giovanni Geromini, e poi l'avvocato per Romagna Perdente Paolo Canziera, e poi, signore e signori, a invidia anche a Treviso, Luigino Zarata! E infine il cancelliere Firme Mareschi, segretario Geo Geromini. Adesso, mentre potete uscire, potete comprare i biglietti, potete fare le offerte, però la corte andrà dietro a Imoia per, quando partirà la musica fra un secondo, vedete la via del Gorda, andremo